Buongiorno e buon sabato a tutti amici, eccoci qua ritrovati. Oggi è l'8 maggio e quindi vorrei fare un augurio a tutte le mamme. Io sono mamma, quindi mi faccio l'augurio anche a me e saluto le mie figlie e a tutte le altre mamme che ci stanno seguendo adesso. Oggi, oltre a essere la festa della mamma, è anche il compleanno di un nostro amico, di una persona importante, che è l'onorevole Vittorio Sgarbi. E quindi gli facciamo tanti auguri. E io adesso vado giù a Vazzola, in una caffetteria italiana caffè. Porto via questa bottiglia che le devo consegnare insieme a un altro regalo, che è una maglietta, al mio amico Federico Marson, che forse voi lo conoscete già. Lui è un ragazzo down, che è un imprenditore tanto di cappello. Ragazzi, mascherina con me, ci vediamo subito. Eccoci qua, è una nuova puntata. Io sono qua con un ospite speciale con me, Federico Marson. Oggi è l'8 maggio e vorrei fare gli auguri a un'altra persona nostra che conosciamo tutti, Vittorio Sgarbi. Tanti auguri Vittorio, tanti auguri e buona guarigione per tutto e in bocca al lupo, noi ti facciamo l'in bocca al lupo per tutto. Ho qua Federico, quindi so che anche tu l'hai apprezzato molto e ti porto anche lui i saluti. Per questa cosa qua, visto che anche tu hai trovato una bella simpatia con Vittorio Sgarbi, ti ho portato un pensierino direttamente dalla Capra Store per Federico Sgarbato. Federico lo Sgarbato. Ecco qua Fede, il tuo regalo, te lo metto qui. Sei contento Fede? Sì. Sei contento, vero? Un po' sì. Io le ho fatto anche una bottiglia per Vittorio Sgarbi della Cadiraio, ma intanto la vediamo qui. Gli ho fatto un'etichetta, lui l'aveva già vista e adesso gliela facciamo come regalo di compleanno. Ma parliamo di te Fede, qua sono in un posto speciale, che posto è questo? Questo è un locale tipo un bar 2+1, abbiamo aperto aprile perché abbiamo aperto perché questo bar è stata organizzata la mamma o io Sì? o l'altra collega abbiamo aperto per fare le brioche, cappuccini e macchiatoni. Bravissimo, e sì, e li fai anche molto bene perché io sono anche tua cliente e sono molto contenta. È vero. Voi avete aperto aprile di 2 anni fa. È vero. Ah sì, e stai andando avanti bene. Federico, già avendo avuto una preparazione, quindi essendo comunque un ragazzo con disabilità, ma che è più normale di alcune persone, quindi Federico è veramente una persona splendida. Lui, avendo le basi di essere, come si può dire, autonomo, Autonomo. è riuscito in autonomia a gestire questo lavoro, questo posto, insieme ovviamente alla sua mamma e anche a un'altra dipendente che hanno qui. Infatti il posto si chiama 2+1, sarebbero 2 donne più un ragazzo che sei tu. E io. E questo qua ha dato modo anche a Federico di poter prendere mano, poter dare una mano, poter fare qualcosa in più anche per se stesso, poter essere d'aiuto per gli altri e insomma è una persona che si impegna a fondo. Io sono felice perché lui porta avanti un settore di imprenditoria diversa, ma con uno spirito e con una grinta meglio di tanti imprenditori che ci sono al giorno d'oggi. E io sono proprio felice e io spero che anche il suo modo di fare, il suo modo di essere e la sua storia possa essere d'esempio per tante persone. Si spera che qualcosa possa muoversi meglio ancora, anche per lasciare questi giovani ragazzi e tutti gli altri poter lavorare, perché comunque loro hanno sempre fatto anche a sport, quindi offrono anche un po' da mangiare a mezzogiorno. Sì, la mia collega fa a sport perché hanno le borse pronte, Sì, più, sono belli più attrezzati. le tavolette, più posate, pane e tutti gli altri, poi lei va. Io devo rimanere qua perché devo fare la brioche caffè più. Siamo già salvi, che facciamo anche pranzi veloci, abbiamo le salatone, abbiamo i primi e i secondi, che mano a mano lei prepara e io porto fuori.
Sì, è un bel lavoro, eh. Beh, Federico è un punto importante qui. Lui gestisce tutto il bar e quando c'è da mangiare a mezzogiorno, lui prende, fa il cameriere, prepara, sparecchia, fa tutto quello che una persona normale può fare, anche di più, Esattamente. perché è un impegno ed è bravissimo. Qua insieme con la sua mamma. Sempre con mia mamma. Io sempre. vengo qua e tu mi fai i cappuccini che sono meravigliosi. Lei- I migliori cappuccini che No, bevo sono quelli di Federico. Perché io ho fatto 5 anni superiori a Vittorio, mia scuola. Ah, tu hai fatto l'alberghiero? Sì, ho fatto Ah, hai fatto l'alberghiero. l'alberghiero, ecco perché sei così bravo. Ho fatto il cuoco, perché da cuoco posso assaggiare se manca sale, manca qualcosa, se manca qualcosa. Io assaggio, se manca qualcosa io aggiungo. Giusto, bravo. Beh, è giusto perché quando porti fuori una cosa deve essere a posto. Esatto. E tu ci tieni, e è bello questo, bravissimo e ti fa proprio onore professionale. Sì. Bravo, bravo, sei proprio una persona professionale. E tu avevi già avuto esperienza con le pizzerie, mi sembra servivi... Io ti avevo visto, se non sbaglio. sì, ho fatto una In giro? in Pasqualina con la mia, Alla Pasqualina. con l'altra mia educatrice, la Nirsa D'Agostini, che è la mia prima educatrice. Siamo andati là, servizio dei tavoli, io ho fatto le spine delle birre, hanno fatto tutto e erano 100 persone ogni tavoli. Ben, bravissimo. Ho visto perché eravate andati anche in televisione. Esattamente. Sì, quindi tu hai già fatto una bella gavetta, Sì. hai fatto un bel po' di esperienza, quindi adesso ti sei messo per conto tuo e hai Esatto. fatto proprio una bella cosa, ma sei stato proprio bravo e anche coraggioso, veramente. Bravo, bravo Fede, sei proprio d'esempio. Grazie. Sì. E cosa volevo dire? Niente, a parte questo... Ah no, un'altra cosa tu fai quando sei qua? Non fai anche fai le spremute, fai tutte queste cose qua, le fai tu? Poche volte faccio io le spremuta perché ogni persona Al suo che compito. vuole dire spremuta, invece le centrifughe no, perché devo ancora imparare. Beh, sono cose che impari piano piano. Tu sei un tipo volonteroso, no? Più la cassa dei soldi so fare. Quello immagino che sai fare. Federico sa fare la cassa dei soldi, bravo Federico. Però c'è qualcuno che mi aiuta. Sì. Mia mamma o la Morena. Giustamente sei affidato ai due spalle, hai il braccio destro e il braccio sinistro. Esatto. Bravo, come tutti. Ah sì, molto bene Fede, bravo, bravo. Adesso sei contento che comunque riesci un po' a lavorare Sono un po' a mezzogiorno? un po' emozionato, contento, orgoglioso di me, sono venuto qua che... Bravo, bravo Fede. Sono proprio contenta di questa tua avventura, di quello che fai, perché te lo meriti. Grazie. Sì, e poi insomma, questa è anche una bella zona. Sì, e è vero. quindi si sta anche bene qua. Poi il posto è bello, È vero. bellissimo, lo tieni anche bene, Sì. sei professionale, perché lui quando lavora, Federico, non ti bada neanche, lui è professionale, segue i clienti, fa il suo lavoro, poi quando può, la prima cosa comunque che fai appena mi vedi è il nostro abbraccio, perché io e Federico No, abbiamo un affetto da tanti anni, perché io ero a scuola in classe con suo fratello, Esatto. Marco Marson, che voglio salutare. Saluto anche il papà Angelo, il papà di Federico. Lo saluto anche mio Saluta anche fratello tu. e mio papà. Ti vuole tanto bene papà, tanto bene anche mio fratellone più grande. Sì, tu sei anche zio. Sono diventato lo zio perché Marco ha fatto una figlia, ha messo il nome Marta, Sì. perché abbiamo deciso, noi tre, abbiamo deciso una femminuccia, Che bello. È lo zio Federico. piccolina, aveva non so quanti anni, adesso fa 4 a dicembre, è nata il 17 dicembre. 17 dicembre, come il mio nipotino Giorgio. È nato stesso giorno del mio nipotino Giorgio. Bene, bene, bene. Guarda Fede, sono contenta. Io sono un po' emozionato che... Immagino, ma questo vuol dire che la sensibilità che vedo sei. te, che vedo i vostri amici. Anch'io, perché sai che c'è un grande affetto che ci lega, Fede. Io sono felice di vederti sempre. Io ringrazio ancora tutti quanti. Adesso io, sai dove vado, Fede? Dove? Io adesso torno in studio perché vado su che c'è un ospite in collegamento che mi aspetta. Ok. E noi ci vediamo presto. Va bene. Torno qua a trovarti. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao.
Eccoci qua, sono tornata in studio, abbiamo lasciato Federico, è stata una bellissima, diciamo, un bellissimo incontro insieme a lui e abbiamo parlato di tante cose. Però adesso io vorrei collegarmi con il mio ospite speciale che sicuramente anche a voi farà molto piacere vedere. È con noi Bruno Zanette! Ciao Ciao Bruno! Vale, ciao ragazzi, ciao a tutti. Vale, è una commozione straordinaria essere qui, essere Immagino. tornati con te a gestire questa puntata. Io spero di tornare presto in studio, ma spero già dalla prossima settimana, ma non penso dalla prossima settimana. Ci colleghiamo così. Certo. A me fa un grandissimo piacere. Guarda, non mi vengono neanche le parole perché dopo tanto tempo così è anche difficile tornare ad essere sciolti e ad essere... Poi nelle condizioni che sono, ho la barba di 50 giorni, Sei perciò bellissimo. anche quella fa la sua parte. E comunque sono felice di essere tornato a parlare con i miei ascoltatori, con i nostri, perché sei stata grandissima te, Vale. Sei stata veramente grazie. straordinaria a portare avanti le trasmissioni anche senza di me. Ho fatto meglio Brava, che potevo. brava. Ho cercato di fare il mio meglio. In E attesa. volevo salutare quel grandissimo ragazzo che hai lasciato poco fa. Mi di salutarti. Sì, e dargli un Tanto. grande abbraccio. E poi guidami tu perché io da qui... Oggi, sai che oggi è l'8 maggio e oggi è il compleanno di un amico nostro comune che io ho fatto un'etichetta con la sua bottiglia, guarda. Sgarbi, Oggi è il compleanno di fammi Vittorio vedere. Sgarbi, quindi gli facciamo tanti auguri. Auguri Vittorio! E anche Tantissimi. di non arrenderti, non mollare mai, tieni duro e vai avanti come sai fare tu e con la stessa determinazione e con la stessa energia che trasmetti a tutti noi. Ma guarda, penso che Vittorio non abbia bisogno degli incitamenti, anche se sono importantissimi, perché è un grande lottatore. Sì. E io l'ho imparato a mie spese qui. Se non fossi stato un grande lottatore anch'io, magari non saremmo a questo punto. Però Esatto. ci siamo. E io vorrei anche fare un grande augurio oggi alla festa delle 8 maggio. È la festa delle mamme? La festa delle mamme. È la festa delle mamme. È una grande, guarda, chi ha ancora la mamma ha un grande patrimonio, ha veramente un patrimonio straordinario. Un abbraccio a tutte le mamme del mondo. Certo. Mi meraviglio di me stesso, stasera ho una grande forza, mi è arrivata addosso una grande forza. Vedete che non ho più l'ossigeno, non ho più, sto parlando senza il supplemento dell'ossigeno e questo è importante. Tanto per dire ai nostri ascoltatori che Bruno, quanti giorni sei lì? 50? Sono una cinquantina di giorni, 50 giorni che è in ospedale Bruno. È venuto fuori, sta recuperando al meglio perché lui è come una roccia. Sono ancora qua. Sono ancora qua, sono in collegamento da Vittorio Veneto, che è un ospedale straordinario, è un'eccellenza per quanto riguarda il Covid ed è un'eccellenza per quanto riguarda anche tutti gli operatori che sono qui dentro. E li nomineremo, avremo modo di nominarli tutti perché sono straordinari, su tutti i piani. Io ho passato 3 piani e posso dire che ho trovato soltanto delle persone non straordinarie, di più che straordinarie. Inutile chiamarli eroi, inutile chiamarli angeli, sono delle persone straordinarie e io veramente devo molto a loro perché quando sei qui in queste condizioni che ti arriva una voce angelica a dirti Bruno buongiorno e tu sei lì che non sai se respiri o non respiri, è la cosa più bella del mondo, è quello che ti aiuta a tornare in qua. E quello che mi ha aiutato a tornare in qua sono tutti i miei amici. Io ho fatto di tutto per potermi mettere in contatto con loro anche se non respiravo e questo mi ha aiutato. E dico a tutti quelli che saranno colpiti o sono colpiti da questa brutta bestia, perché è una brutta bestia, di non arrendersi mai,
perché siamo noi a dover vincere, siamo noi a vincere. Quello che è importante è che abbiamo l'umiltà di conoscere la bestia che abbiamo davanti, il nemico che abbiamo davanti. Se lo conosciamo lo possiamo sconfiggere. Certo. Bruno, tu sei fortissimo, hai dato la prova di coraggio e la dimostrazione di quanto forti si può essere, si possa essere, anzi, al giorno d'oggi, anche quando magari si pensa che non sia possibile, invece sì. Ma guarda, io sentire ogni tanto la voce di Enzo, sentire la voce di Silvestrin, sentire la voce di Gianfranco, sentire la tua voce, perché noi ci siamo mantenuti in contatto parecchio anche quando era un po' peggio, insomma, e cercare di giostrare insieme anche le puntate successive. Cercavo di darti coraggio, Vale, perché non è facile portare. Noi abbiamo fatto le prime 3 puntate e tutte le altre te le sei portate avanti te portando gli ospiti straordinari. Grazie Vale, grazie veramente di cuore. Grazie a te, Bruno, e grazie ai nostri ascoltatori per credere in questa che ci hanno nostra, seguito. questo nostro progetto, in questa nuova realtà che la gente apprezza tantissimo e non vedono tutti l'ora che tu ritorni. Noi il sistema lo troviamo sempre Certo. per continuare a mantenerci in contatto con i nostri amici. Bruno, io ti saluto, chiudo il collegamento, ci vediamo molto presto e E ti un porto abbraccio a saluti di tutti Lorenzo. quanti. Un abbraccio a Lorenzo che abbiamo lasciato in quel di Mareno, giusto? Eh sì. Ciao, un abbraccio a tutti, ciao ragazzi. Eccoci qua, abbiamo visto Bruno finalmente, era emozionato e eravamo emozionati tutti quanti, bello vedere che sta meglio, si riprende, tra poco sarà qua con noi. Abbiamo visto anche Federico, il ragazzo Down, imprenditore, tanto di cappello per tutto quello che fa. E io ho riportato qua la mia bottiglia perché devo consegnarla poi a Vittorio Sgarbi appena lo vedo. Con questo io vi saluto e vi auguro una buona giornata e ci vediamo la prossima settimana. Ciao ragazzi!